siamo Nicole e Chiara e questa sera ci troviamo a Piovere Rocchette per partecipare alle selezioni di Miss Mondo. Io sono Serena. Buonasera a tutti, sono Morena e siamo qui questa sera a Piovene Rocchette per una selezione di Miss Provincia di Vicenza. Siamo super cariche questa sera, come si vede da me e la nostra Serena, e siamo pronte per affrontare questa serata. Vi aspettiamo numerosi, ciao! Ciao!
la vittoria gremita. Io ovviamente ringrazio le mie ragazze e gli faccio in bocca al lupo, perché la corona è una e una sola di voi potrà vincerla. Quindi date il meglio, in bocca al lupo e andate a prepararvi. La gara abbia inizio. E mentre le nostre bellissime ragazze corrono a prepararsi, noi andiamo a conoscere, anzi mi avvicino al banco dei giurati, andiamo a conoscerli. Masero Erminio, il sindaco di Piovene, chiedo di avvicinarsi al nostro tavolo della giuria. Carla Sara Franco, presidente della Proloco. Buonasera, si avvicini perché io adesso la voglio intervistare. Buonasera signor Franco, buonasera. Ovviamente ringraziamo la Proloco che ci ha voluto fortemente qui questa sera e che ci dà tutti gli agi per riuscire al meglio nel nostro show. Però questa sera al Presidente toccherà mettere i voti. Avete un microfono, ve l'hanno già avvicinato, siamo la nostra valletta, se gentilmente lo porta ai nostri signori. Chiamo intanto De Luca Roberto, consigliere comunale delegato alle associazioni commerciali e alle attività produttive. Buonasera. E dopo chiamiamo dal Santo Andrea, commerciante nel settore dell'ottica e della gioielleria. Buonasera, buonasera anche a lei. E dalla Vecchia Sonia, parrucchiera di Piovene. Buonasera signora, finalmente una bella signora in mezzo a tutti questi uomini. E poi Seccia Patrizia, la nostra visagista. Buonasera signora, che bella signora. E Coviello Laura, addetta alle vendite in un negozio di calzature di Piovene, giusto? Perfetto, avvicinatevi, salutiamo Vitalitis, i parrucchieri di Miss Mondo, Cicanie per quanto riguarda il make-up di Miss Mondo, Rapax per quanto riguarda l'abbigliamento e tendenza moda sportwear che ha vestito prima le nostre ragazze insieme al Baciali e Visa, Dr. Charou, la crema anti-age che alle nostre Miss non serve ancora, però un giorno verrà buona a tutti. Poi il gruppo Caroli Hotel, gli hotel che ospitano tutte le nostre Miss in trasferta, e Alpac, i materiali per il sottovuoto. E poi hashtag non ci ferma nessuno, il tour motivazionale promosso da Luca Abete di Striscia la Notizia in collaborazione con Miss Mondo. E appunto perché a noi non ci ferma nessuno, facciamo entrare le regine della serata. Avanti ragazze!
Siete pronte? Allora, intanto per scaldare i motori, prima di presentarvi una ad una, voglio ricordarvi un'iniziativa nuova che voi non conoscete. Allora, se dopo, quando andate nei camerini, vi fate un selfie, come va di moda a fare, con l'hashtag #ChuBikiniStar, 5 di voi saranno selezionate come possibili testimonial per il marchio. Un marchio che ovviamente c'è in tutti i giornali più famosi, c'è nelle TV, e quindi ragazze, giocatevela bene. Un hashtag, ti ricordi che hashtag ho detto? Sono troppo agitate. Star Bikini, vi fate un bellissimo selfie e che vinca la migliore. Vedo le mamme con gli occhi lucidi, con i cellulari in mano, che fanno queste foto, le pubblicano, che mandano a nonne, parenti, sì, che roba, state calme. Andiamo avanti con il numero 1, Elena Ferrante. Ciao Elena, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Elena, ho 16 anni e vengo da Vicenza. Cosa fai nella vita? Nella vita sono una studentessa di estetica presso l'Istituto Victoria di Vicenza. E il tuo sogno nel cassetto, hai voglia di condividerlo con noi qui questa sera? Realizzarmi nel mio lavoro al meglio e sicuramente provare a diventare fotomodella. E noi te lo auguriamo presto, prego. Ciao Jessica, quanti anni hai anche tu e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica, ho 17 anni. Cosa fai nella vita? Studio al liceo delle scienze umane a Vicenza. E il tuo sogno nel cassetto? Avere una bella famiglia, realizzarmi nel lavoro e magari fare la fotomodella. Che bellissimo sogno il primo, complimenti, detto da una ragazza così giovane, prego! Ciao Giulia, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera, ho 19 anni e vengo da Vicenza. Cosa fai nella vita? Ho finito il primo anno di università, studio economia aziendale. Com'è andata? Bene, ho finito bene gli esami. Passati tutti? Quasi. Bravissima, le nostre miss sono anche intelligenti. E il tuo sogno nel cassetto? Realizzarmi negli studi e la mia aspirazione è appunto diventare qualcuno in questo ambito. E noi te lo auguriamo presto, prego.
Quanti siete? Complimenti, fatemi un applauso, Piovene siete veramente tanti, grazie di essere qua, veramente, grazie mille. Andiamo avanti con Sara Recinato con il numero 5. Ciao Sara, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 22 anni e vengo da Asolo. Cosa fai nella vita? Mi occupo del controllo qualità in un pezzo d'edificio a Castelbuco. E poi il tuo sogno nel cassetto, ce lo dici? Il mio sogno nel cassetto sarebbe sposarmi e fare una famiglia. Oh mamma, che bello, complimenti, ma sei giovane, c'è tempo, prego. Un applauso per Sara. Con il numero 6 vediamo Irene Valdan. Ciao Irene, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Irene Baldan, ho 16 anni, vengo da Camponogara e frequento l'Istituto Tecnico Finanza e Marketing. Il tuo sogno nel cassetto ce lo dici? Devo chiederlo a tutti, anche a te, certo. Mi piacerebbe finire i 5 anni delle superiori e poi iniziare a frequentare l'università e diventare un avvocato. Ah, un bel avvocato per noi, prego. Vediamo Serena Busnardo. Ciao Serena, vieni qua vicino a me, vieni più vicina. Non aver paura, non mangio le miss, non piacciono. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, io mi chiamo Serena, ho 20 anni e sono di Bassano del Grappa, attualmente lavoro qui in un bar di Piovene. Ah, giochi in casa tu. Qua i clienti potrebbero votare per te, ma non ci sono in giuria. Il tuo sogno nel cassetto? Beh, amo i motori, quindi vorrei ottenere la licenza come copilota di rally prossimamente. Copilota di rally? Oh mamma, prego!
hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, io sono Greta Garbianco, ho 16 anni e abito in provincia di Vicenza, da Cognano. E nella vita cosa fai? Per ora sto studiando all'Istituto Tecnico di Vicenza, tutto bene, turismo. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare una campionessa di pugilato. Oh mamma mia, ma lo sanno queste miss, sono tutte cattive, mi piacciono cose strane. Scherzo, ovviamente, prego. Un applauso a Greta! Andiamo avanti con il numero 10, vediamo Nicole Cavazza. Ciao Nicole, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 16 anni e vengo da Treviso. Cosa fai nella vita Nicole? Studio estetica, E il tuo sogno nel cassetto? aprire il negozio di estetica. Te lo auguriamo presto, prego Nicole. Un applauso a Nicole! Brave le miss che applaudono le altre miss! Così mi piace! Andiamo avanti con il numero 11, Arianna Orgo. Ciao Arianna, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 18 anni e vengo da Sarcello in provincia di Vicenza. Cosa fai nella vita? Ho appena finito l'Istituto Alberghiera a Castelfranco Veneto. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare nutrizionista. Bello, prego!
l'applauso anche tu, Michela. E ora con il numero 15, Alessia Nardello. Ciao Alessia, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 16 anni e vengo da Tiene. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa del liceo economico sociale. E basta, direi che basta avanza. Quante cose vogliamo fare? Scherzo. Il tuo sogno nel cassetto. Mi piacerebbe diventare insegnante e comunque anche svolgere un lavoro pertinente al settore della moda, quindi modella o fotomodella. Insegnante di cosa? Matematica. Questo bel viso vuol fare matematica. Ma cosa c'è? No, non parlo più, prego. E anche per Alessia battiamo le mani. E ora vediamo con il numero 16 Gloria Carraro. Ciao Gloria, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Gloria Carraro, ho 15 anni e vengo da Capitano Vicentino in provincia di Vicenza. Cosa fai nella vita? Ora studio in un istituto tecnico turistico. E poi? Scherzo, il tuo sogno nel cassetto? Entrare a far parte della Airport Security. Mamma, che ragazze con sogni difficili. Non lo so, io quando me lo chiedevano a me cosa vuoi fare? Niente, tipo, era una cosa carina anche quella, prego. Complimenti anche a Gloria! E ora la 17 me la vado a prendere io, che è rimasta l'ultima, poverina. Ultima ma non ultima. Dici tu come ti chiami, dai. Buonasera a tutti, io mi chiamo Chiara Amudio e vengo da Caldieri in provincia di Treviso. Cosa fai nella vita? Nella vita studio le lingue in un liceo linguistico e la sera aiuto i miei genitori nell'attività di famiglia. Brave le nostre ragazze, mamma mia, il tuo sogno nel cassetto, dimmi che tu ne hai uno semplice perché sennò mi imbarazzo io, scherzo. Io vorrei fare l'hostess. Di volo? Sì, Sei alta però, lo sai? così mi vedono meglio. Brava, scherzo, vai. condividere un numero con voi, quello di 10.000 aspiranti concorrenti a Miss Mondo Italia quest'anno. Cioè, questo fa capire che questo è un concorso veramente seguito,
serio ma soprattutto vero, a cui le nostre miss si iscrivono, ma a cui anche i loro genitori danno la possibilità di iscriversi, perché come avete sentito molte di loro sono minorenni e quindi sono i genitori che le accompagnano, che fanno i facchini, che le portano, le prendono, e quindi un applauso a Miss Mondo, a questo concorso vero, e diffidate delle imitazioni ovviamente. Voi pensate che qua stiamo a ridere e scherzare? No, qua si inizia. Queste sono ragazze che non sono modelle, non sono professioniste, ma imparano a cavalcare una passerella, perché da qui, indipendentemente dalla vincita del concorso, che sarà con le nazionali di Gallipoli previste per giugno 2018, qui si possono selezionare anche volti nuovi. Chi lo sa, qui in mezzo potrebbe esserci anche una futura giornalista, una modella, una ballerina, non lo so. Io so solo che questo palco è magico e porta fortuna, e quindi andiamo avanti. Abbiamo visto le nostre ragazze in bikini, ma l'eleganza si vede